E allora, assessore Ciambetti, a te Roberto chiedo invece un'altra cosa, ma nell'evoluzione anche di tipo amministrativo che la Regione sta perseguendo, con uno scenario di uno Stato che approva, favorendo la logica dello Small Business Act europeo, di favorire le piccole e medie imprese, di vedere qual è l'impatto addirittura ex ante di tutte le azioni che vanno ad essere riversate nel territorio, c'è un'impronta di valutazione anche, non solo di attenzione, ma anche un'impronta di valutazione del sistema di piccole e medie imprese proprie del nostro territorio. Però, come questo impianto di intervento verrà calato con questa trasformazione anche di soggetti sociali, oltre che amministrativi, e come questo potrà favorire la semplificazione anche non solo di accesso, ma anche di amministrazione e di efficacia quindi di questi interventi. Allora, quello che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto naturalmente ascoltando il territorio e andando a veramente costruire una programmazione che fosse la più attuale, ma che ci desse anche la possibilità da qua al 2020 magari di correggere in corsa qualcosa, cosa che abbiamo fatto con molta difficoltà nella vecchia programmazione. Immaginatevi, pensata nel 2006, iniziata nel 2007 con la crisi che inizia nel 2008. Abbiamo dovuto in molti casi correggere il tiro, anche se è stato difficile, molto rigida, molto diciamo su binari stretti. Però mi riallaccio a quello che mi hai chiesto all'inizio, cioè l'accordo di partenariato approvato il 29 ottobre. Noi abbiamo rispettato il termine del 22 maggio per l'approvazione in Consiglio regionale della programmazione. In questo momento, e quello che avete visto anche prima illustrato dai nostri tecnici, è stato abbastanza generale e potrebbe capitare che qualcosa venga anche cambiato, perché noi abbiamo fatto il nostro compito, il governo è arrivato il 29 ottobre con un accordo superato e diverso rispetto a quello con il quale noi abbiamo lavorato, e ci sono arrivate sul FES circa 170 osservazioni sulle quali noi stiamo adesso rispondendo. Cercheremo di tenere la barra dritta il più possibile, però quello che avete visto è stato volutamente abbastanza generale, perché noi stiamo rispondendo appunto a queste osservazioni per poi avere l'ok da parte della Commissione europea. E ad esempio una delle cose che prima aveva citato Vecchiato, l'asse 11, quello che riguarda il miglioramento della capacità amministrativa, sarà forse uno di quegli assi che la Commissione ci ha detto di fare scelte ancora più diciamo concentrate, forse sono degli assi che andremo magari a togliere. Quindi quello che noi abbiamo fatto è stato proprio quello di cercare, ad esempio attraverso l'agenda digitale, attraverso quello che riguarda l'asse dello sviluppo urbano sostenibile, quello che stiamo facendo anche sul discorso delle aree interne, quello che abbiamo fatto recentemente, c'erano anche i vostri rappresentanti, appunto gli incontri con il ministro Barca sulle 4 aree individuate in giro per il Veneto, per riuscire a fare programmi specifici per aree interne, proprio riuscire ad elevare anche i territori e le amministrazioni, quelle che poi dovranno governare questi processi, riuscire a farlo in maniera diciamo più innovativa più possibile e più anche rispondente alle esigenze del territorio, soprattutto guardando alla qualità dei servizi, perché è quello che noi andremo, se possibile, a fare sia con fondi nostri ma anche utilizzando i fondi comunitari, siano essi FES, siano essi magari anche con programmi nazionali, quello di riuscire a migliorare la qualità dei servizi, nel vostro caso soprattutto riguardo alle imprese. Nell'asse 2 l'agenda digitale, molte delle cose sono rivolte proprio al mondo produttivo per superare gap che hanno territori importanti verso appunto le comunicazioni e l'accesso alla banda, speriamo, ultra larga, la più vasta possibile sul territorio del Veneto.